È un tipo aggressivo, un personaggio che infastidisce i passanti in città a Vicenza. Interviene la polizia locale che lo porta all'ospedale San Bortolo e qui, vista la sua agitazione, viene sedato. Ma quando si sveglia in piena notte si scatena. L'immigrato, all'interno della zona rossa dell'ospedale, urla, inveisce contro tutti i presenti, sputa, aggredisce i sanitari. Viene lanciato l'allarme, interviene la vigilanza, ma l'uomo morde sul braccio una guardia giurata. Sul posto arriva la polizia e, dato che lo straniero non ha bisogno di ulteriori accertamenti sanitari, decide di portarlo in questura. Una volta uscito dall'ospedale, però, l'uomo tenta di fuggire e, spingendo un agente con una spallata, colpisce l'altro con un calcio sul ginocchio. Nonostante la sua aggressività, viene fatto salire sull'auto della polizia, dove durante il tragitto prende a testate la parete di plexiglass. Arrivato in questura, viene identificato. Si tratta di un egiziano di 32 anni. Anche qui sferra un calcio al petto di un agente. Scatta l'arresto. L'accusa è di lesioni personali agli operatori sanitari e resistenza a pubblico ufficiale.